Intanto buonasera a tutti, volevo ringraziare il CEMAL per averci invitato a tenere questo incontro. Speriamo che sia interessante per tutti. Allora, iniziamo col dire che i tartufi sono dei funghi. Sebbene il nome scientifico sia tuber, non hanno nulla a che vedere con i tuberi e quindi con le patate, ma sono semplicemente dei funghi molto particolari, diciamo particolari soprattutto rispetto ai funghi che noi siamo abituati a vedere normalmente nel bosco quando passeggiamo, però sono comunque dei funghi. Qua non ne manco, eccola. Una delle particolarità dei tartufi è che instaurano una relazione, si chiama simbiosi micorrizica, con gli alberi, per cui la loro vita è strettamente legata alla vita delle piante e viceversa, cioè anche la vita delle piante è strettamente legata alla vita dei funghi. Non dobbiamo pensare che questi funghi siano dei parassiti, ma sono piuttosto dei simbionti mutualisti, cioè esiste tra loro e la pianta uno scambio di risorse da una parte e dall'altra, per cui di questo rapporto che c'è ne giova la pianta e ne giova il fungo. Altri funghi magari più noti di questo tipo sono i porcini, gli ovuli, sono tutti funghi che vivono in simbiosi con le piante. Per cui non possiamo pensare di trovare un tartufo se in quel particolare ambiente non ci sono degli alberi o dei cespugli. Ok? Un'altra particolarità è che crescono sottoterra e per questo forse sono un po' più misteriosi rispetto ai funghi che siamo abituati a vedere in bosco. Sottoterra non crescono solo i tartufi, ma crescono numerosi altri funghi che vengono raggruppati in quelli che vengono chiamati funghi ipogei. Cioè i funghi ipogei sono tutti i funghi che crescono sottoterra e che non sono visibili all'occhio. E chiaramente tra i funghi ipogei i funghi più importanti e più conosciuti sono i tartufi. Ma l'aspetto che caratterizza più di tutti i tartufi è il fatto che possiamo pensare che abbiano, io ho voluto scrivere le due anime del tartufo, cioè possono essere visti sotto due punti di vista, nel senso che quando noi andiamo per il bosco col cane a cercare dei tartufi e troviamo dei tartufi, questi vengono considerati prodotti del sottobosco, o meglio adesso vengono chiamati prodotti forestali non legnosi, cioè sono tutte quelle risorse del bosco non legate al legno, ok? Quindi sono dei prodotti naturali perché noi li troviamo spontanei, però il fatto che i tartufi da sempre siano considerati un alimento d'élite, abbiano un alto valore economico e siano molto ricercati, ha fatto in modo che si sia sviluppato tutto un settore della ricerca destinato alla coltivazione di questo fungo. Pensiamo che il tartufo è tra i funghi simbionti, quindi tra i funghi associati alle piante, uno dei pochi che viene coltivato. Perché la coltivazione dei tartufi è particolarmente difficile? Perché non si deve coltivare il tartufo, ma si deve coltivare la pianta. Perché, come abbiamo detto prima, senza pianta non c'è tartufo. Nel momento in cui noi andiamo a raccogliere un tartufo da una tartufaia coltivata, quel tartufo diventa prodotto agricolo, nello stesso modo in cui il prodotto agricolo possiamo pensare alle pere o ai cetrioli. Tant'è vero che un po' di anni fa la Comunità Europea ha disposto che venisse abbassata l'IVA. Voi direte cosa c'entra l'IVA? Perché ne venisse abbassata l'IVA sul tartufo e venisse equiparata all'IVA che c'è sugli altri prodotti agricoli, mentre prima l'IVA era quella dei prodotti di lusso, perché sappiamo tutti, immagino, che il tartufo è il re della tavola, no? Ha un costo elevato, viene considerato un prodotto di lusso, però il fatto stesso che questo fungo venga coltivato, per questo motivo è stato equiparato a un prodotto agricolo. Ecco quindi quali sono le due anime del tartufo. Da una parte ci sono i tartufi spontanei, quelli che vengono raccolti nel bosco, dall'altra parte ci sono i tartufi coltivati.
Sottolineo subito una cosa, non c'è differenza da un punto di vista organolettico, cioè la qualità del tartufo spontaneo e la qualità del tartufo coltivato è esattamente la stessa e nessuno con due tartufi, uno coltivato e uno spontaneo davanti, sa distinguere qual è quello coltivato e qual è quello spontaneo. Quindi dal punto di vista del gusto, del sapore e dell'aroma non ci sono differenze tra i due tartufi. Allora, io adesso continuo la mia presentazione parlandovi dei tartufi in ambiente naturale, mentre della coltivazione dei tartufi ne parlerà dopo la dottoressa Sporrazzini. Il tartufo in Sardegna è una domanda, io mi occupo di tartufi dal 2004 e questa domanda l'ho sentita fare innumerevoli volte, perché a differenza di altre regioni italiane la Sardegna non ha una tradizione del tartufo, cioè in Sardegna non si andava tradizionalmente a cercare i tartufi. Nella mia zona, io sono di Domus Novas, vicino a Iglesias, nella mia zona e anche nell'Uristanese si cercava un fungo che si chiama Tuvere arena, che cresce sottoterra, ma non è un tartufo, è simile ma non è un tartufo. Invece la ricerca dei tartufi in Sardegna di fatto non esisteva. Non esisteva fino più o meno quando sono nato io, fino agli inizi degli anni 70, quando un signore che è immigrato in Sardegna dal Lazio, è venuto qua per fare la guardia forestale, nel Lazio faceva il tartufario, non si è guardato intorno e ha detto: questi sono ambienti di tartufo. Allora si è portato i cani e ha iniziato a cercare i tartufi. Stiamo parlando del signor Fantini. Signor Fantini, che è stata la prima persona ad aver fatto ad esempio una pubblicazione scientifica che passasse in rassegna tutte le specie di funghi ipogei presenti in Sardegna, ed è stato a tutti gli effetti il primo tartufaio sardo, sebbene lui non fosse sardo, però è il primo tartufaio ad aver cercato i tartufi in Sardegna con i cani. Dal 1973 ad oggi è passato tanto tempo e grazie anche alla sua opera di divulgazione le conoscenze sui tartufi sono aumentate parecchio. Tant'è vero che oggi in Sardegna esiste un'associazione di tartufai che conta più o meno un centinaio di persone e, come potete vedere da quella cartina, l'attività di queste persone di ricerca del tartufo ha portato, questa è una cartina piuttosto vecchia del 2013, i puntini rossi indicano i posti dove sono ritrovati i tartufi, dove sono stati trovati i tartufi. Come vediamo i tartufi sono presenti in Sardegna e sono presenti un po' dappertutto. Ma quali sono gli ambienti di crescita e perché noi riusciamo a trovare i tartufi? Allora dobbiamo pensare subito che la presenza di una certa specie di fungo, di qualunque tipo di fungo, nasce dall'interazione, cioè dalla collaborazione di tre fattori fondamentali. Uno, le caratteristiche, quindi le esigenze del fungo, dove vuole vivere e dove si trova bene. Uno è il tipo di suolo di quel particolare ambiente e uno è il tipo di vegetazione, perché abbiamo detto che senza pianta non ci sono funghi, o almeno non ci sono tartufi e funghi micorrizici. In particolare i tartufi crescono associati principalmente a diverse specie arboree e ad alcune specie arbustive e hanno la necessità, almeno per quanto riguarda la maggior parte delle specie commerciabili di tartufo, hanno necessità di un particolare suolo, che è il suolo di natura calcarea, che abbia un elevato pH, di solito sopra i 7 punti di pH, e abbia anche una buona quantità o concentrazione di carbonato di calcio al suo interno. Stiamo parlando, per capirci meglio, ad esempio dei suoli del Montaldo. No, il Montaldo, come sapete meglio di me, è un rilievo calcareo, appunto, quindi i suoli che si formeranno nel Montaldo saranno suoli di natura calcarea, adatti ad ospitare la maggior parte dei tartufi. Ecco, parlavamo delle piante. In Sardegna le specie vegetali adatte ad ospitare i tartufi sono le querce, quindi il leccio, la sughera, la roverella, i pini, il nocciolo, i tigli, i pioppi, vabbè, tigli e pioppi ce ne sono pochi, sono poco importanti in Sardegna,
e tra le specie arbustive il cisti e il corbezzolo. Quindi, come abbiamo detto prima, allora, in verde è riportata la distribuzione di queste specie nella nostra isola. Come vedete è interessata gran parte dell'isola, perché come sappiamo tutti, quello che non manca in Sardegna sono gli ambienti naturali, i boschi e gli ambienti naturali in generale. Magari ci manca un po' di pianura, però in quanto a boschi certo non ci mancano. Mentre qua ho riportato i suoli caratterizzati i suoli di origine calcarea, diciamo, la distribuzione dei suoli di origine calcarea. Come vedete la frecciolina, questi siete voi, è il vostro Montalbo. Poi qua c'è il Supramonte, che poi finisce a Calagonone. Tutta questa è l'Alta Marmilla, e qua c'è il Sulcis Iglesiente, mentre qua c'è la Nurra di Sassari. Va detto subito una cosa: è stato osservato in Sardegna per la prima volta che un tartufo, tra quelli commerciali, che poi vedremo, si adatta a vivere praticamente su qualunque tipo di suolo. Per cui quando io ho incrociato le due cartine, quindi sia quella blu con quella verde, e ho messo in evidenza queste zone, vedete, di un verdino un po' più chiaro. Queste sono le zone dove coesistono i suoli calcarei con la presenza delle specie vegetali, quindi sono le zone ideali dove noi possiamo trovare i tartufi. Però, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che praticamente abbiamo notato in Sardegna per la prima volta che c'è un tartufo commerciabile di discreto valore economico che si adatta a vivere praticamente in tutti i tipi di suoli. Per la prima volta è stato trovato in Sardegna, ad esempio, in un suolo acido, quindi, e questo vuol dire che praticamente tutte le sugherette della gallura che stanno su suoli acidi, perché stanno su suoli granitici, sono adatte ad ospitare quel particolare tartufo, ed effettivamente poi noi l'abbiamo ritrovato in quelle sugherette. Un aspetto interessante è che qua, pur essendoci il suolo adatto, quindi i suoli di origine calcarea, quello è il Campidano, no? Tutta la pianura del Campidano. Come vediamo non ci sono le aree verdoline che denotano la presenza di tartufi. Perché? Perché sostanzialmente gli mancano le piante. Però quella, ad esempio, è una zona, come dirà poi la dottoressa Porrazzini, ideale per la tartuficoltura, cioè per realizzare delle coltivazioni di tartufo. Oh, eccoci qua. Allora, intanto diciamo una cosa: è vero che i tartufi sono famosi soprattutto perché costano un sacco di soldi, perché sono molto buoni da mangiare, però quando parliamo di tartufi dobbiamo capire subito che non esistono solo le specie che consumiamo, che vengono consumate, che vengono acquistate, che vengono commercializzate, ma di tartufi ce ne sono numerosissime specie. Tra tutte le specie di tartufo ne vengono commercializzate 7, solo 7 specie vengono commercializzate, possono essere commercializzate. Perché dico possono essere commercializzate? Perché le specie che possono essere vendute sono regolamentate da una legge nazionale, che poi è stata recentemente ripresa dalla legge regionale. Non so se sapete che da 2 settimane in Sardegna è stata emanata una legge che regolamenta la raccolta e la vendita dei tartufi. Non so se lo sapete. Comunque, siamo stati gli asini della nostra nazione, perché siamo stati gli ultimi ad avere questa legge. Pensate che la legge nazionale è del 1985 e in quella legge si imponeva a tutte le regioni di fare una legge regionale. In Sardegna è arrivata nel 2023, 40 anni dopo. Quindi, dicevo, 7 specie possono essere commercializzate. Di queste 7 specie che possono essere commercializzate, solo 5 sono presenti in Sardegna e sono il tuber melanosporum o tartufo nero pregiato, il tuber brumale o tartufo nero invernale, il tuber burki, che viene chiamato anche marzuolo o bianchetto, il tuber estivum o scorzone
o chiamato anche tartufo nero estivo, e il tuber mesentericum, che è il tartufo nero ordinario, o anche chiamato tartufo nero di Bagnoli. Di queste 5 specie, quelle che effettivamente si è visto in questi anni in cui si è sviluppata la raccolta dei tartufi in Sardegna, hanno un interesse economico, quindi sono soggette ad un mercato effettivo, sono 3, e sono il tuber melanosporum, o il tartufo nero pregiato, il tuber borchi, il bianchetto, e lo scorzone, tuber estivum. Il tuber brumale ha importanza all'inizio del periodo di raccolta perché non c'è ancora nulla, allora magari qualcuno compra il tuber brumale, cioè il tartufo nero invernale, mentre il tuber mesentericum praticamente non ha importanza. Tra l'altro è un tartufo strano che in certe condizioni può anche causare mal di pancia, ma in generale è un pessimo odore. Quindi dicevamo 3 specie importanti, eccole qua. Questa è la prima specie, tartufo nero pregiato. È dal punto di vista ecologico la specie più esigente per quanto riguarda il suolo e il clima. Da un punto di vista delle specie vegetali a cui si associa, invece no, perché lo troviamo in Sardegna associato al leccio, per le querce, lo troviamo associato ai cisti, lo troviamo associato al corbezzolo. Soprattutto si associa alle specie arbustive quando queste sono in un ambiente di macchia, cioè dove ci sono specie arbustive, specie arboree assieme, quindi in consociazioni miste. Mentre ha necessità di suoli che abbiano un pH superiore all'8, tra l'8 e il 9, quindi molto alto, e soprattutto la distribuzione, la possibilità di ritrovare questo tartufo dipende molto dalla quantità di acqua che scende d'estate. Che dire una cosa del genere in Sardegna praticamente direi che non si trova, no, si trova ogni tanto e in alcune annate se ne trova pure parecchio, però sono molto importanti le piogge di agosto e settembre. Infatti di questa specie non è tanto importante la raccolta in ambiente naturale, ma è molto più importante la coltivazione, perché chiaramente in coltivazione uno può irrigare durante i mesi estivi, ed essendo il tartufo col maggior valore economico, la sua coltivazione rende anche parecchio. Però può essere fatta solo su suoli che hanno quelle caratteristiche, perché se no non cresce. Per quanto riguarda l'aspetto, ha un aspetto globoso e nero, anche se spesso e volentieri ha delle sfumature rossastre, soprattutto quando non è ben maturo. È coperto da verruche, cioè delle verruche che spesso hanno l'apice tronco. L'interno, che viene chiamato gleba, è marezzato, vedete le venature bianche, ed è inizialmente più rossiccio e poi con la maturazione del tartufo diventa completamente nero. È un tartufo che si trova in Sardegna da novembre anche fino a marzo, sebbene i periodi migliori siano gennaio e febbraio, almeno in Sardegna. Ad esempio in continente è un po' anticipata la stagione, ma da noi va un po' più in là, soprattutto per una questione di concentrazione delle precipitazioni, che magari invece di arrivare a luglio-agosto, da noi arrivano agosto-settembre o settembre-ottobre. Ha un aroma molto gradevole, molto dolce, ad alcuni ricorda il nocciolo, a me sinceramente no, non me lo ricorda il nocciolo, però ad alcuni sì. L'altro tartufo importante dal punto di vista commerciale che troviamo in Sardegna è il tartufo marzuolo, o chiamato anche bianchetto. Intanto marzuolo perché? Perché il periodo migliore di raccolta di questo tartufo è marzo. Da noi è molto buono anche a febbraio, però in generale è il tartufo di marzo, si dice. Di fatto poi la produzione, cioè la raccolta di questo tartufo inizia già a gennaio e va da gennaio a marzo, anche a metà aprile, nelle stazioni più fredde, quindi in quota, quando ci spostiamo in quota. E il tartufo, diciamo che è quello che a me mi è più simpatico, perché si associa con le querce, con i pini, con il cisto, con il corbezzolo, con qualunque tipo di pianta. Va bene in qualunque tipo di suolo. In Sardegna lo possiamo trovare dalle pinete di Siniscola
fino al Montalbo, alle pinete che ci sono sul Montalbo. Ma lo troviamo anche nelle abetine di Vallicciola sull'Imbara, perché arriva fino a quelle altezze. Di fatto può essere trovato praticamente ovunque ci sia un bosco che sia aperto, cioè dove entri luce, non sia particolarmente chiuso e ombroso, perché ha bisogno di boschi aperti per crescere questo tartufo. Morfologicamente è chiamato bianchetto perché è chiaro, però in realtà dipende dall'ambiente di crescita, può assumere anche delle tonalità rossastre. Ad esempio, i bianchetti che si trovano in gallura o in montagna sono spesso molto rossastri, mentre quelli che si trovano nelle pinete vicino al mare sono più chiari. Non è un tartufo che cresce molto. Pensate che la commercializzazione di questo tartufo va dagli esemplari di 4 grammi, praticamente più piccoli di una nocciola, fino ad esemplari che possono arrivare sugli 80-90 grammi, però già trovare un bianchetto di 50 grammi si è già trovato un bel tartufo. Sono molto rari gli esemplari che superano i 50 grammi. L'interno, come vedete, come l'altro tartufo, è marezzato e quindi è percorso da queste linee bianche che sono delle ife sterili. Tra l'altro un'altra particolarità di questo tartufo che è quello più contraffatto, perché ci sono tutta una serie di tartufi non commerciabili, molto simili a questo, che spesso vengono venduti spacciandoli per bianchetto, e invece non sono bianchetti. Sono difficili da riconoscere, da distinguere il bianchetto originale, diciamo, da questi altri bianchetti falsi. Il modo migliore è l'odore, perché questo ha un odore agliaceo, gradevole, gli altri puzzano, nel vero senso della parola, quindi hanno un odore sgradevole. L'ultimo, diciamo, tartufo importante da un punto di vista economico è il tartufo scorzone o tartufo nero estivo. È un tartufo adatto a vivere in ambienti calcarei con pH alti, non alti come quelli del nero pregiato, però devono almeno superare i 7 punti. Ha necessità che ci sia carbonato di calcio, quindi il suolo deve essere comunque un suolo calcareo. Dal punto di vista economico è il tartufo che vale di meno tra quelli che vi ho fatto vedere, però se ne trova così tanto e raggiunge delle dimensioni così notevoli che alla fine il suo commercio è importante perché si fa presto a fare quantità. Pensate che esemplari di scorzone sono stati trovati del peso anche di 1 chilo, cioè praticamente dei tartufi così. È probabilmente il tartufo più famoso in Sardegna perché il tartufo che si trova nei comuni di Lacqui e Nurallao, dove le due amministrazioni hanno fatto tanto per promuovere questo tartufo, tant'è vero che d'estate si fa la sagra in quei comuni dello scorzone. È un tartufo, come vedete, esterno è nero, è coperto da verruche che possono essere anche striate. L'interno inizialmente è bianco ghiaccio e man mano che avanza la maturazione diventa marroncino. Allora, è un tartufo sfortunato. Perché? Perché è molto facile individuare, anche senza l'ausilio del cane, le tartufaie di questo tartufo. E cosa è successo? In Sardegna, ad esempio, negli anni passati, ma non succede solo in Sardegna, succede anche in Italia, che in pratica delle persone prendevano le zappe, i rastrelli e andavano a zappare e a scavare attorno alle piante che si sapeva portassero questo tartufo. Il risultato è che loro andavano a raccogliere il tartufo immaturo, quando l'interno è di quel colore lì, grigio ghiaccio, e il tartufo praticamente non sa di nulla, cioè neanche è più buona una patata di quel tartufo, perché non sa assolutamente di nulla. E perché lo andavano a prendere? Perché c'è un'usanza di alcuni commercianti di tartufi. Cosa fanno? Lo pelano, quindi levano tutta la parte nera, lo tagliano a fettina, lo mettono dentro i vasetti con l'olio
un po' di aroma chimico di tartufo e lo vendono come tartufo bianco pregiato, truffa alimentare. E per fare questo hanno bisogno proprio dei tartufi maturi, cioè di quelli raccolti con la zappa. Tenete conto che questa tecnica di raccolta distrugge la tartufaia, la porta ad esaurimento, perché si danneggiano le radici, si raccolgono tartufi che non devono essere raccolti, si raccolgono poi tutti i tartufi presenti nella zona, mentre quando si va col cane qualcosa si lascia sempre, ed è quello che alimenta poi la produzione dell'anno successivo. Quindi da un punto di vista morfologico, l'abbiamo detto, è nero con queste verruche striate, l'interno da ghiaccio a nocciola, è molto esigente, poi niente, vi ho detto che è molto grande, cioè gli esemplari normalmente vanno dai 50 grammi in su, quindi si fa molto presto a fare quantità. La raccolta dei tartufi in Sardegna. Allora, intanto, come vi ho accennato, la raccolta dei tartufi va fatta con un cane addestrato. Perché? Perché il cane addestrato è il garante della qualità del tartufo, perché il cane cerca il tartufo basandosi sull'odore del tartufo e il tartufo emana il suo aroma solo quando è maturo, quindi quando può essere raccolto. Quindi i tartufi raccolti con il cane sono tutti tartufi maturi e che quindi sono tartufi di buona qualità. Ok? In Sardegna, considerando solo queste 3 specie che vi ho elencato, la raccolta può andare da novembre ad agosto. Perché? Da novembre a febbraio troviamo il tartufo nero pregiato. Da gennaio, ma più da febbraio fino ad aprile, troviamo il bianchetto. E da maggio ad agosto troviamo lo scorzone. Io ho messo da maggio perché di solito la stagione dello scorzone dovrebbe iniziare il 1° di giugno. Però in Sardegna abbiamo delle zone, un clima molto caldo, dove è presente questo tartufo ed è maturo già a maggio. Viceversa, ci sono delle stazioni, cioè delle località più fredde, dove la maturazione di questo tartufo può arrivare anche ad agosto. Quindi di fatto la raccolta dei tartufi dura, occhio e croce, dai 9 ai 10 mesi. Chiaramente un tartufaio che vuole raccogliere tartufi per 10 mesi deve armarsi di molta buona volontà e girare un po' tutta la Sardegna, perché ci sono delle stazioni magari dove c'è il nero pregiato ma dove gli altri tartufi non ci sono, quindi stiamo parlando di una persona disposta a spostarsi in Sardegna nelle diverse stazioni di crescita dei tartufi. Per concludere, i tartufi sul Montalbo. Allora, intanto vi dico che io sono un tartufaio, quindi vado a cercare i tartufi e li prendo. Quindi i posti dove trovo i tartufi non ve lo dico. Però... In campagna. In campagna, esatto. Però si sa, è cosa nota, che sul Montalbo ci sono tutte e 3 le specie di tartufo che vi ho elencato. C'è il bianchetto e lo scorzone, li ho trovati io stesso, e c'è anche il nero pregiato. Il nero pregiato sul Montalbo però è stato trovato solo in annate caratterizzate da forti precipitazioni nel mese di agosto. Annate tipo quella di quest'anno probabilmente non si troverebbe. Ok? E così io chiuderei con una massima di un tartufaio emiliano che dice che i tartufi si trovano dove le persone li cercano, perché se non si cercano non si trovano. Spero di non avervi annoiato, vi ringrazio per l'attenzione. Bene, io ho il compito di parlarvi della gestione sostenibile dell'ecosistema tartufaia e volevo cominciare proiettando questa diciamo prima pagina di una locandina di una pubblicazione che la dice lunga sull'importanza del tartufo come bene non solo ambientale ma come bene anche sociale e anche antropologico. Perché? Perché 1 anno e mezzo fa
è stata riconosciuta la cava del tartufo, la cerca e la cavatura del tartufo è stato riconosciuto come patrimonio immateriale dell'umanità. È stato un percorso durato 8 anni, portato avanti dall'Associazione dei Tartufai, ma soprattutto dall'Associazione Città del Tartufo. E qui pongo la questione che non abbiamo. La Sardegna è l'unica regione, oltre alla Friuli Venezia Giulia e Trentino, che non ha nessuna città aderente all'Associazione Città del Tartufo, però ci sarà modo, no? C'è sempre c'è tempo. Però ecco, questo è stato un risultato molto importante, perché in pratica che cosa dice? Dice che l'associazione Città del Tartufo ha voluto questo riconoscimento perché il tartufo, insomma, c'è la pubblicazione, basta andare sul sito dell'Associazione Città del Tartufo, si può scaricare l'intera pubblicazione. Non è importante soltanto perché c'è tutto un mestiere dietro la ricerca del tartufo, ma è importante perché ha anche un'importante funzione di conservazione del territorio, appunto la sostenibilità sta proprio lì. Io ora vi parlerò dell'aspetto che mi è stato assegnato, cioè la gestione delle tartufaie, la gestione sostenibile delle tartufaie, tenendo presente alcuni progetti. Alcuni progetti sono solo una parte di questi progetti che vedete elencati, sardi e umbri soprattutto, che sono quelli che io conosco meglio. Chiaramente esistono molti altri progetti che riguardano il tartufo che in questi anni sono stati condotti, però questi che io ho elencato sono dei progetti dove l'aspetto di sostenibilità e l'aspetto che ci interessa in modo particolare oggi è molto tenuto in considerazione. Innanzitutto la realizzazione della tartufaia, concordo con quello che diceva il dottor Lancellotti, Enrico Lancellotti, perché è chiaro che realizzare una tartufaia significa innanzitutto individuare un'area che sia idonea per la realizzazione della tartufaia e per la realizzazione di una tartufaia con piante tartufigene che siano della specie di pianta adatta e mimetizzate con la specie di tartufo adatta. Poi dopo io vi farò vedere quali sono i due aspetti, anzi ve lo dico prima, così poi quando alla fine ne trattiamo lo sapete. Al di là di tutti i ragionamenti, le chiacchiere e tutto il resto, alla fine la sostenibilità di una tartufaia coltivata si gioca su due aspetti, due soli, ed è l'uso del germoplasma locale, e parlo delle piante e parlo dei tartufi, e la razionale uso, il corretto uso delle risorse idriche. Tutto il resto è cosa ordinaria. E poi vedremo perché è importante questo aspetto, perché è importante ognuno di questi due aspetti. Bene, quindi si individua un'area e un tecnico onesto è in grado subito di dire se è una situazione adatta per l'impianto di una tartufaia oppure no. Vi dico anche di più: se voi andate e chiedete a qualcuno, un tecnico, un tecnico, un ecologo, se quella sia una situazione adatta per una tartufaia, a mio avviso non bisogna neanche arrivare al punto di fare l'analisi del terreno. L'analisi del terreno viene dopo. La risposta è sulla vegetazione circostante, perché esistono delle piante indicatrici che senza dubbio ci dicono se quella è una situazione adatta o meno. Cioè quello che ho fatto io arrivando, no? Quando appena ci siamo fermati con la macchina ho subito detto Enrico, ma fino a un certo punto era bene, c'era tutto, anche da un certo punto in poi no. Perché non è che guardavo tanto il suolo, cosa di cui non sono molto capace sinceramente, ma guardo le piante, cioè per capirci, se io trovo in certe situazioni, aziende mi riferisco soprattutto al centro Italia, no? Di montagna, nel centro Italia, se io trovo il sedum, io so già che là c'è il nero grigiato, è una situazione adatta per il nero grigiato, è una di quelle piante indicatrici che non lascia nessun dubbio. E così via, insomma, mi voglio annoiare, però vi voglio solo dire che i francesi
hanno fatto un lavoro molto molto bello sull'utilizzazione delle piante come bioindicatrici, ed è un lavoro che può essere adatto anche, diciamo, declinato sulla vocazionalità dei suoli per il tartufo, perché le piante ci dicono tanta roba, ci dicono se abbiamo una sostanza organica anche arcaica di tipo vegetale o di tipo animale, ci dicono cosa troviamo prima, cosa troviamo anche sotto in profondità, ci dicono gli aspetti non solo del suolo ma anche gli aspetti del clima, ad esempio l'andamento delle piogge, quindi la pianta ci dice moltissimo. Se vedendo l'ambiente riteniamo che è un ambiente in cui una qualche tartuficoltura possa essere fatta, e qui per esempio in Sardegna c'è questa peculiarità che ci diceva Enrico Lancellotti del bianchetto, io che vivo metà tempo in Umbria e metà tempo in Sardegna vivo questa dicotomia, no? Dei due modi completamente diversi di vivere la tartuficoltura e la tartufa. Cioè, la Sardegna è soprattutto raccolta di tartufo spontaneo, tanto bianchetto che vale, e tutto quello che ha detto Enrico poc'anzi. Nel centro Italia la situazione è completamente diversa, perché il tartufo che vale è lo scorzone, chiaramente il bianco e il nero pregiato, dico, poi andando su quelli meno nobili, no? Vale di più lo scorzone, il bianchetto vale meno. Le tartufaie, cioè ormai è qualche anno significa una decina d'anni, che il nero pregiato proviene quasi esclusivamente dalle tartufaie coltivate. Perché? Perché sarebbe bello capire per studiarci. Cioè, sembrerebbe, cioè, dai risultati scientifici, dalle osservazioni, che sia questa diciamo, scomparsa del nero pregiato sia dovuto a fattori di inquinamento, cioè all'andamento climatico ma anche a fattori di inquinamento, soprattutto a questo, e anche alla distruzione delle tartufaie che è stata operata in un certo modo. C'è anche un altro aspetto, che ovviamente noi abbiamo ormai una chiusura dei boschi sempre più forte, e quindi il tartufo nero pregiato, che è un tartufo che ha bisogno di che ci sia luce, che il sole vada sul terreno, soffre molto di questa, diciamo, di questa minore utilizzazione dei boschi, insomma. Ecco. E quindi che succede? Che nel centro Italia cioè la ricerca del tartufo è soprattutto, cioè, la commercializzazione del tartufo fa leva in maniera fortissima sulle tartufaie coltivate ormai. Nero pregiato ma anche l'estivo, cioè per eccellenza il tartufo delle tartufaie coltivate è l'estivo, lo scozzone, perché sì, perché non esistono quasi nessuna tartufaia coltivata del bianchetto, ma per un motivo semplicissimo, perché siccome va molto bene l'estivo e si commercializza molto bene l'estivo, non utilizzano il bianchetto. Anche lì abbiamo un problema grosso nel centro Italia, e io ve lo dico perché questo non succeda, ed ecco il discorso che faremo poi nel genografico locale, perché non succeda qui quello che è successo nel centro Italia. Cioè, quando è iniziata la tartuficoltura, lo ricordo perché io insomma sono un'allieva del professor Bencivenga che questa storia se l'è inventata, ed era tanti anni fa un pazzo visionario, no? Sembrava folle, scusi, il dottor? Professor Mattia Bencivenga, che sembrava come chi voleva fare l'oro, insomma, ecco, la stessa cosa, no? E quindi mi ricordo che andavamo in giro in queste situazioni in cui la gente diceva ma non è vero, no? Tutti che si davano di gomito. Bene, il fatto qual è? Che tanti anni fa c'è stato un commerciante di tartufi molto noto che ha iniziato a fabbricare le piante tartufigene, a produrre piante tartufigene nella sua azienda, utilizzando per micorizzarle cioè gli scarti di lavorazione del tartufo. Il fatto è che questa brava persona, brava ditta, commerciava abusivamente tartufo, cioè il tuber indico, cioè il tartufo cosiddetto tartufo cinese. Che vabbè, non è un tartufo
cioè non fa schifo il tartufo cinese. Per i francesi è assolutamente legale commercializzarlo. Il problema è un altro, è che è un tartufo che quando entra nei nostri boschi, nelle nostre tartufaie, prende il posto, cioè, di altre specie. Quindi che è successo? Che molte piante tartufigene della prima ora sono piante micotizzate col tartufo cosiddetto cinese, che non è cinese ma indica un'altra cosa, però tartufo cinese. Ce ne siamo accorti perché quando anni dopo cominciava ad arrivare questo tartufo cinese sul tavolo di alcune ditte più oneste che commercializzavano il tartufo, c'è stato un momento in cui dice: ma scusa, ma tu perché mai al tartufaio, il commerciante al tartufaio, perché mi hai portato questo tartufo, dove lo hai preso, che hai fatto questo? Ma io ti giuro che l'ho preso dalla mia tartufaia coltivata. E quindi si è scoperta questa cosa, proviene dalle tartufaie coltivate sciaguratamente. Quindi attenzione a chi arriva dal continente con le piante tartufigene. Cioè, attenzione, non significa che non sono buone le piante tartufigene, alcune piante sono eccellenti, però attenzione a fare una verifica accurata con cosa sono micotizzate. Bene, quindi la tartufaia si verifica l'ambiente, si individua con cosa si può fare l'impianto. Le piante tartufigene per eccellenza sono il leccio, cioè dico per la tartuficoltura coltivata, il leccio, la roverella, il cerro, sì, non in Sardegna, in situazioni fredde magari, no, non c'è tanto roverella, il nocciolo. Nel centro Italia si usa moltissimo il carpino, qui non credo che sia molto diffuso il carpino. L'hanno provato e non ha dato risultato. Perché non è un ambiente adatto, quindi il nocciolo. È da vedere il discorso delle sughere, il discorso del corbezzolo, perché ancora diciamo è in via di sperimentazione. Il cisto sì, però. Il cisto è vero che è una pianta che si micotizza, ma è vero che è una pianta che produce e poi smette, cioè è un'ottima pianta cioè, allora, io farei molto volentieri una tartufaia in cui metto la pianta arborea inframmezzata dal cisto. Il cisto comincia a produrre prima, dopodiché il cisto va via, perché non produce più proprio. Poi ci sono delle piante cosiddette comari nelle tartufaie, cioè che si chiamano piante comari perché sono piante che non producono il tartufo, non hanno micorrize. Facciamo l'esempio della ginestra, per esempio. La ginestra onde carbonaria, la ginestra lo Sparcioluntium, si trovano tartufi, voi tartufai più bravi di me lo potete dire, cioè si trovano i tartufi vicino alla ginestra, ma non perché è la radice della ginestra, ma perché la ginestra crea una zona d'ombra in cui il tartufo trova modo di poi un ruolo svolto dalla filiera, dalla filiera anche, esatto, dal microclima. Sì, crea una situazione di umidità, di fresco. Bene, quindi individuiamo la specie di tartufo adatta, realizziamo l'impianto. Io ci devo andare un po' veloce perché ci parlerei ora su queste cose, però non è il caso. Realizziamo la tartufaia con un sesso di impianto che deve essere adatto alla situazione che noi abbiamo di fronte. I sessi di impianti più utilizzati ci sono i tifosi dell'impianto inquadrato, un 5x5, c'è il tifoso del 5x4, il tifoso del 5x6, cioè poi dipende un po' dalle situazioni, no? A questo punto nascono due questioni molto importanti, e cioè l'impianto di irrigazione sì, no, recinzione sì, no. La recinzione, io ve lo dico molto francamente, io sono arrivata alla conclusione che la recinzione è inutile per un motivo. Inutile perché se qualcuno vuole andare a rubare i tartufi o le piante tartufigene, cosa che accade normalmente, che nel centro Italia rubano le piante tartufigene, non i tartufi, no? Uno va e non si ferma di fronte alla recinzione, quindi non è quello il problema. I selvatici... Qua forse per i cigni. Beh, qua ce ne sono tanti. Qua per sì, qua se non metti la recinzione non è proprio.
Qua c'è per i cinghiali, sì. E poi arriviamo al punto molto importante dal mio punto di vista, che secondo me la questione è questa, cioè la madre di tutte le questioni al momento per la tartuficoltura sostenibile è l'irrigazione. Perché? Perché allora, partiamo da qualche anno fa, quando una tartufaia di 2250 metri quadrati, se voi andate sul sito Vivaio Caterina, in realtà Vivaio Caterina è il vivaietto del professor Bencivenga, il primo che e Caterina è il nome della figlia, no? Mi si chiama Vivaio Caterina, siccome non è una persona venale, ha piacere di mettere una serie di informazioni sul sito, quindi su questo Vivaio Caterina trovate un sacco di informazioni, no? E c'è una tartufaietta di 2250 metri quadrati, quindi un quarto di un ettaro per capirci, no? Esattamente un quarto di un ettaro, che lui ha fatto tanti anni fa, nel 2000, non ricordo, 2003, 2004. Bene, lui ha cominciato nel 2008 a raccogliere i tartufi e lui riporta uno specchietto da cui si vede le quantità di tartufi che lui ha raccolto anno per anno. Essendo uno studioso ha fatto un lavoro, diciamo, preciso. C'è stato un anno, non mi ricordo se il quarto anno dopo l'entrata in produzione, in cui lui ha raccolto 41 kg di tartufi in 2250 metri quadrati e 2 anni dopo 46 kg, cioè stiamo parlando di 160 kg di tartufo per ettaro. 30.000 è pazza. Ci sono anni in cui a un certo punto la produzione si è abbassata in maniera brutale per le salite. E lui lo dice perché? Dice probabilmente quelle sono state le annate siccitose, sono state le annate siccitose in cui la tartufaia non ha prodotto. Il problema però è che il professor Bencivenga grandemente, ormai lui si porta dietro una visione della tartuficoltura che è un po' antica, no? La moderna tartuficoltura, e qui Enrico sa a chi mi riferisco, cioè tutta la scuola francese di Claude Murat per esempio, no? Con il loro, quello che loro portano avanti è questa tecnica di utilizzazione delle risorse idriche, ma non solo limitarsi a fare l'impianto di irrigazione e l'impianto di irrigazione a goccia, aggiungo io. Chiaramente, no? Perché? Ma fate di più, e cioè andare a verificare con le sonde di volta in volta qual è la situazione in cui, il momento in cui si deve intervenire, cioè il fabbisogno, il potenziale, vedere il potenziale idrico, cioè andare a vedere quando è il caso di intervenire. Questo perché? Perché nel terreno noi abbiamo l'acqua disponibile e l'acqua indisponibile. La semplifico la cosa, senza usare termini molto, no? L'acqua disponibile è quella che con estrema facilità la pianta tira fuori, l'acqua indisponibile è quella che c'è, ma la pianta deve fare una fatica bestiale per tirarla fuori. Facendo tanta fatica, la pianta alla fine non è che si mette tanto cioè soffre, entra in stress, entra in sofferenza. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che non si arrivi mai a quella situazione, che si veda quando l'acqua è disponibile, ma senza esagerare, quindi fare in modo che le risorse, che ci sia un uso della risorsa idrica corretto. Questo che significa? Significa che una tartuficoltura sostenibile impone, oltre ad andare a vedere qual è la specie simbionte più adatta, qual è la specie di tartufo più adatta, fare attenzione che si utilizzi il germoplasma locale, cioè i semi, le ghiande e gli altri semi delle piante prese localmente. Quando dico localmente intendo non solo in Sardegna, ma nell'ambiente più vicino a quella tartufaia, perché la pianta della Calluna non è la stessa del Sulcis, no? Quindi più possibile vicina, e utilizzare delle specie di tartufo che siano raccolte più possibile vicino a dove si farà, sicuramente però in Sardegna, insomma, non anche se il tartufo della Sardegna ha lo stesso odore, lo stesso sapore di quello del continente, ed è anche difficile distinguerlo perché sono tutte favole quelle che è possibile distinguere. È possibile distinguerlo facendo un lavoro molto complicato e molto costoso, no? Però si può fare, insomma, non è che... Bene, una volta fatto questo, la differenza la fa l'uso dell'acqua, e quindi
Oggi abbiamo dei sistemi, oltre a questo delle sonde, oltre sia alle macchinette, diciamo, per capire come nel terreno, quando si arriva, quando è il momento di dare acqua nel terreno, costantemente questo, ma una volta si facevano le capannine meteorologiche, sì, va bene, ma bisogna andare anche oltre. E poi l'acqua che utilizziamo. Allora, innanzitutto, non è, se a qualcuno viene in mente di utilizzare l'acqua dell'acquedotto per irrigare la tartufaia, è un suicidio, perché l'acqua dell'acquedotto ha una sostanza che si chiama cloro, che è il nemico numero 1 del tartufo. Quindi non va utilizzata l'acqua, non solo perché i sindaci ci sparano, insomma, ma perché non va proprio utilizzata, perché non è adatta l'acqua che contiene il cloro. Cosa andrebbe utilizzato? Beh, l'ideale è l'acqua piovana, e quindi bisogna assolutamente ragionare in termini di raccolta di acqua piovana. Esistono dei bag grossi, l'hanno inventato anche questi francesi, no? Dei bag, cioè una sorta di grande borsa dell'acqua calda nei quali noi possiamo mandare acqua piovana, se non c'è altro anche acqua dei fossi, insomma, alla fine non è quello. E questi bag sono molto utili perché rispetto ai laghetti, prima di tutto hanno meno inquinanti, no, eccetera eccetera, ma soprattutto evitiamo che si affoghino gli animali, insomma, e soprattutto non evapora l'acqua, quindi rimane lì e può essere utilizzata in qualsiasi modo. Ha un costo contenutissimo. Considerate che uno di questi attrezzi per avere 280 metri cubi di acqua, Che è una marea. è una marea, il costo è intorno ai 10.000 euro. Ma ci sono anche quelli, io ho visto quelli da 40 metri cubi, Sì, che costano 3-4 mila euro. Sì, esatto, cioè non... 40.000 litri. Come? 40.000 litri. Non è poco. Sì, infatti, sì, ed è una cosa molto saggia da fare. Bene, quindi questo, impianto di irrigazione a goccia, analisi precisa, cioè andare a vedere quando è il momento di intervenire. Voi capite che se considerate quello che ho detto prima, che al di là delle ricerche scientifiche, eccetera, abbiamo un dato di un signore che è un ricercatore, che è un professore, che ha la tartuficoltura alimentata, e dice: io sulla mia tartufaia ho scoperto questa cosa, non mente perché non ha nessun motivo di mentire, cioè significa che noi senza problemi possiamo arrivare a quei 46 kg su un quarto di ettaro, perché significa 160 kg. Se la tartuficoltura è fatta con le specie giuste, con i simbionti giusti, nel luogo giusto, dando l'acqua nel momento giusto, eccetera eccetera. Io voglio parlarvi di uno dei progetti. Allora, questi progetti cosa sono? Allora, Abitarsi è un progetto della Toscana ed è soprattutto sul tartufo bianco, sulle crete senesi è stato fatto, cioè fatto anche sulle altre specie, però sulle crete senesi, ed è un progetto che ha analizzato molti aspetti della tartuficoltura. Alla fine quello che stiamo dicendo è quello che dicono anche loro. Il gruppo operativo Tassos lo dico alla fine perché è quello di cui voglio parlarvi di più. Gli altri progetti, il progetto Tartufo Sardo è un progetto che è finito da poco in Sardegna e che obiettivamente è andato a vedere, a individuare quali sono gli aspetti anche di commercializzazione, di trasformazione e via dicendo, nonché ha iniziato a mettere a punto delle procedure per la micorrizzazione delle piante. E poi ci sono due progetti dell'Umbria, Tartufo Sicuro e Buon Tartufo. Sono due progetti interessanti perché sono stati, diciamo, promossi da una ditta onesta che lavora i tartufi, non ve li posso dire, però insomma è piccolo per la tartuficoltura, una ditta molto onesta che ama lavorare in modo pulito, che non è la grande ditta che ha comprato il tartufo cinese ovviamente, e che dice: sì, ma io come faccio? Primo, come faccio ad essere sicuro a fare un riconoscimento speditivo del tartufo, no? E quindi ha messo a punto un sistema rapido con un kit di riconoscimento del suo sistema molecolare molto rapido, per cui immediatamente si può riconoscere il tartufo sul banco dei primi chiavi.
Dici perché è adatto? Beh, non perché per chi va a comprare il chilo di tartufi ovviamente, è adatto sia per i commercianti che commercializzano i tartufi, per il tartufaio anche, che magari vuole prendersi la soddisfazione di capire con certezza cosa ha trovato, per i ristoranti, per i grandi acquirenti, insomma. Però è interessante perché contribuisce a fare un sistema virtuoso. L'altro progetto è un progetto ambiziosissimo che mirava ad estrarre l'aroma di tartufo senza uso di sostanze chimiche. Sono riusciti a farlo, partendo dal principio che l'aroma di tartufo si propaga con l'acqua. Infatti sarà successo a tutti, c'è l'acqua del lavaggio dei tartufi che è profumatissima. Hanno utilizzato i fluidi supercritici, quindi l'anidride carbonica sotto forte pressione, e quindi diciamo una cosa proprio di questi ultimi mesi, c'è questo sistema che è stato messo a punto. Credo che ora stiano lavorando sulla messa a punto della temperatura, cioè evitare che la pressione troppo elevata dell'anidride carbonica crea una temperatura alta e quindi l'aroma possa prendere un odore di cotto, insomma, ecco. Però sono dettagli, sicuramente arriveranno a metterlo a punto. L'ultimo progetto che vedete è Water Sabi Truff, che è un Erasmus Plus, un progetto che mira appunto a lavorare Italia-Francia, anzi Sardegna, mira a lavorare sul corretto uso delle risorse idriche, questo che stiamo dicendo. Tastos è un progetto al quale sono molto affezionata, prima di tutto perché è un gruppo operativo che è nato in Sardegna, un progetto che è appena avviato, un progetto di cui sentirete parlare perché è nella fase in cui si stanno facendo convenzioni, diciamo protocolli con vari organismi, associazioni eccetera, ed è un progetto che crea la filiera tartufo della tartuficoltura coltivata in Sardegna. Non si occupa della tartuficoltura delle tartufaie naturali, ma della tartuficoltura. Diciamo è l'altra metà del cielo, no? Rispetto al lavoro egregio che sta facendo l'associazione tartufai con tutto il suo percorso. Ma a chi è composto, scusa? Il gruppo operativo è composto da 20 partner, in cui ci sono, oltre all'Università di Sassari che entra con 4 diciamo, ex istituti, quindi con il Dipartimento di Agraria, c'è il Consiglio Nazionale delle Ricerche con 2 istituti, c'è il Consorzio 1, ci sono 5 aziende agricole, 3 di trasformazione, una dell'olio del formaggio, una che lavora su salsa eccetera, società di consulenza che si occupa di fornitura di servizi e di trasferimento di innovazione, il consorzio apicoltori perché sono fortemente interessati a trattare la produzione di miele a base di tartufo, che è un problema enorme, nel senso che a oggi è impossibile fare il miele col tartufo senza utilizzare gli aromi chimici, così come il formaggio è impossibile. Qualcuno mi dice che non è vero, il formaggio, il miele, l'olio hanno dei problemi enormi perché il tartufo è pieno di microrganismi, sterilizzare il tartufo è difficile, è impossibile, almeno non ho ammazzato. Cambia il sapore, quindi è un problema. Quindi diciamo che ecco, e quindi l'obiettivo è quello di l'ultima S del progetto Tastos è la sostenibilità. È composto, ci sono 4 cluster, uno è la filiera tartuficoltura coltivata in Sardegna, con lo sbocco, cercando uno sbocco di mercato anche all'estero per il tartufo coltivato. Uno riguarda l'altro cluster riguarda la lavorazione, cioè la produzione di prodotti diciamo alimentari a base di tartufo, questo che stiamo dicendo. Uno riguarda la produzione di piante tartufigene sostenibili, quello che stiamo dicendo adesso è la messa a punto di tartufaie sostenibili, no?
L'altro cluster è l'utilizzazione e la produzione di talee di nocciolo microrizzate col tartufo, per fare il CNR, questa è una cosa del CNR. L'obiettivo è quello di avere le piante a duplice attitudine, quindi la produzione di noccioli e produzione di tartufo. La battuta facile è che non producono bene l'una nell'altra, però comunque vediamo, no? E poi l'ultima è quella del pascolamento delle tartufaie, perché il pascolamento delle tartufaie si apre un altro mondo, cioè noi siamo convinti che non si possa pascolare la tartufaia, non è vero, la tartufaia si può pascolare, dipende da quale pascolamento. Il pascolamento della pecora è perfetto per la tartufaia, il pascolamento del bovino è tragico, perché? Innanzitutto perché per come è fatta la lingua dell'animale, perché il bovino strappa e prende le leggi. Invece la pecora bruca, non solo per le zampe, perché la pecora ha le zampe piccole e quindi va a chiudere i buchi nei momenti di siccità sul terreno, compatta nel modo giusto ma non eccessivamente. Il bovino è pesante chiaramente, quindi va, distrugge tutto eccetera. Quindi il pascolamento è qualcosa di interessante, perché? Perché può dare delle prospettive di tartuficoltura in certe aree, ad esempio quelle dei Meliagos, eccetera, in certe aree che uno pensa che non possono essere utilizzate, e si sposa con l'utilizzazione di alcune specie vegetali che non sono molto, che oggi non sono molto, diciamo, considerate. Perché? Perché chiaramente tutti andiamo verso il becero, che succede? Ti sembra il computer? Però ci sono delle piante che in ambiente mediterraneo sono delle piante molto interessanti per una tartuficoltura e per la tartuficoltura. Parlo di alcune querce, cioè le querce pascolate, per capirci, la coccifera e tutte le altre, no? Che non esistono le piante fatte con la coccifera, ma perché non mi frega niente a nessuno, finora non mi interessava niente a nessuno andare a fare una pianta che cresce in situazioni sfigate, insomma, ecco. Invece quella può essere una pianta adatta anche per il pascolamento. Quindi la fine della mia presentazione è questa. Ricapitolando, la tartuficoltura sostenibile alla fine ha due capisaldi, che è l'uso razionale delle risorse idriche e l'uso del germoplasma locale. Sulle risorse idriche abbiamo detto molto, sul germoplasma locale io confido sull'azione dell'associazione tartufai, perché faccia quello che va fatto per stroncare sul nascere tutto quello che può accadere. Non fate gli errori, cioè imparate dagli errori che hanno fatto altre regioni, dove la tartuficoltura è nata tanti anni fa, dove la legge in Umbria la legge sulla tartuficoltura c'è dagli anni 80. Però sono stati fatti errori. Ad esempio, no? Un errore grosso che voi non ce l'avrete, l'Umbria ce l'ha avuto, e questa è stata la dicotomia sulla tartuficoltura e la presenza di tartufaie, delle situazioni del nero e quella del bianco e del bianchetto, quindi, perché lì finché la situazione sono pochi tartufai, un conto, quando la situazione diventa, diciamo, abbondante, succede un casino. Perché? Perché chiaramente la tartuficoltura del nero e dello scorzone è una tartuficoltura che sente l'esigenza di tutela, sente l'esigenza che la tartufaia venga riservata, tanto naturale, tanto coltivata. Perché? Perché si vede che c'è il tartufo, quindi vanno lì con i rastrelli, vanno lì con le zappe, quindi no, cioè tu ti devi salvaguardare in qualche maniera, no? La tartuficoltura del bianco, che è simile a quella del bianchetto poi alla fine, è la presenza di tartufaie di bianco. Tartuficoltura, ho detto nero perché le tartufaie di bianco anche nel centro Italia ce ne sono poche, e ci sono solo perché è successo un qualcosa che mo, se vi interessa poi ve lo dico, però insomma perché è successo qualcosa, se no non ci sarebbero. E lì è difficile, ci vai col cane ed è libera la raccolta. Nel caso dell'Umbria, per esempio, anche geograficamente abbiamo rischiato la guerra come tra gli italiani e i palestinesi, nel senso che nord dell'Umbria tartufo bianco, sud dell'Umbria è nero,
esigenza di raccolta libera a nord dell'Umbria, esigenza di riserva a sud dell'Umbria, voi già avete capito tutto, i consiglieri regionali, la DD è successo, e quindi questa cosa, che cosa ha comportato questo? Una difficile gestione della legge sulla datoricoltura ha comportato il rischio che che alla fine qualcuno facesse tartufai anche dove non andavano fatte e così via. Io mi raccomando, perché quando arriva bisogna fare in modo che le piante tartufigene che vengono utilizzate in Sardegna siano piante tartufigene fatte con germoplasma locale, con piante e con tartufo locale, perché se noi non facciamo così distruggiamo questo bene e questo patrimonio. Grazie. Grazie.